Buonasera e benvenuti, bentrovati per un'altra puntata di preview, le anticipazioni sul campionato di Serie C, su tutto quello che riguarda il Catania impegnato nella prossima partita con il Latina, ma non solo, parleremo ovviamente del Messina e di tutto ciò che concerne questo campionato. Lo faremo ovviamente con i nostri ospiti studio, vado a presentare intanto alla mia sinistra Pierpaolo Alderisi, allenatore. Ciao Pierpaolo. Ciao Marco, buonasera a tutti. Abitué del nostro studio, fra parentesi, con piacere ti accogliamo, così come con piacere accolgo sempre Gianluca Russo. Ciao Gianluca. Ciao Marco, buonasera a tutti, è un piacere per me essere qui. E ovviamente con piacere accogliamo tutti, non solo noi in studio ma anche il pubblico da casa, la nostra Naomi. Ciao Naomi, buonasera. Ciao Marco, ciao al pubblico da casa, ricorda il numero 342 771 2855, l'ho imparato a memoria, per interagire con noi durante la puntata. Sei bravissima, fra poco torniamo da te proprio per andare a vedere il programma della prossima giornata e anche la classifica. Intanto presentiamo un altro ospite, Peppe Di Stefano, collega e amico di Sky Sport. Ciao Peppe, collegato con noi da Milano, come stai? Tutto bene, ciao Marco, e grazie per l'invito come sempre, fa sempre piacere parlare della nostra squadra, della nostra città. Fa sempre piacere parlarne insieme a te. Intanto vi faccio una domanda subito. Ce l'avranno ritrovati la settimana scorsa con una situazione un po' diversa, una situazione un po' più delicata, no? Perché c'era una trasferta difficile contro la Casertana su un campo dove il Catania non ha mai vinto, almeno non l'aveva mai vinto fino a domenica, e invece adesso ci stiamo ritrovando in una settimana completamente diversa, con il Catania che ha vinto 4-0 a Caserta, con il Catania che ha vinto il derby di Coppa Italia. Quali possono essere i tranelli di una settimana invece in cui per ora sta andando tutto al meglio? I tranelli possono essere le aspettative, ovviamente. È una squadra in formazione che sta facendo un percorso, quindi occorre tempo. E bisognerebbe non esaltarsi troppo quando si trovano dei risultati positivi, né deprimersi troppo come dopo il Foggia quando si trovano risultati negativi, quindi le aspettative possono rappresentare una difficoltà. In realtà bisogna considerare sempre che questa squadra ha cambiato tantissimo, ha cambiato tanti giocatori, ha cambiato l'allenatore, ha voluto dare un'idea di gioco diversa rispetto alla squadra dell'anno scorso, quindi per fare tutta questa roba qui occorre tempo. Peppe, tu che segui sempre il Catania, ti faccio in pratica la stessa domanda. Quanto può essere difficile magari impostare una partita dopo aver trovato, l'ha detto anche l'allenatore, no? Dopo la partita con il Messina, un'autostima completamente diversa rispetto alla prima parte, alla primissima parte del campionato, anche se, l'ha detto Tabiani, le prestazioni fino ad ora non sono mancate. Ora stanno arrivando anche i risultati, Peppe. Io sono totalmente d'accordo con Pierpaolo Alderisi, che saluto tra l'altro, perché poi è meglio ascoltare sempre un tecnico in questi casi che ti può raccontare il loro punto di vista. Io, Marco, ho la mia idea. Secondo me il Catania ha giocato bene la prima, la seconda, la terza, la quarta, le ha praticamente sempre giocate tutte bene, a parte quella chiaramente contro il Monopoli. La differenza tra quelle che ha perso e quella che ha vinto è che lì è stato molto più cinica, ha realizzato più gol, anche fortunata in occasione del primo gol, perché lì chiaramente cambia la partita. Ma quello che ha detto Pierpaolo secondo me è la base di tutto. Date a un allenatore la squadra nuova e dategli il tempo, e poi chiaramente va tutto giudicato col tempo e nel tempo giusto. Secondo me, ma è un mio personale giudizio, il meglio deve ancora venire, perché se abbiamo visto un buon Catania ben assemblato nonostante il poco tempo e stiamo iniziando a vedere dei risultati, secondo me col tempo e nel tempo, io l'altro giorno vedevo la partita di Coppa Italia, chi consideravamo noi come alternativa, ad esempio Bocic, almeno per quanto mi riguarda, ha fatto una gran partita in Coppa Italia, anche con Foggia, e quindi vuol dire che non hai soltanto 11 ma hai anche delle alternative. Quando sei messo così, guardiamo anche la rosa delle altre squadre in Serie C, non tutte hanno un 11 ben assortito, 11, il Catania ne ha 17-18 giocatori di livello. Bocci, ci ricordiamo che sarà assente nella partita contro il Latina, squalificato dopo l'espulsione sicuramente ingenua di Caserta, ma che, come diceva Peppe Di Stefano, sta facendo vedere delle cose molto interessanti, soprattutto quando parte da sinistra. Ricordiamo anche che nel prossimo turno di Coppa Italia il Catania troverà il Picerno, che ha battuto 5-3 il Taranto dopo i calci di rigore. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 di novembre, ancora non è stata definita la data. A proposito di programmi, io torno da Naomi che ci fa il punto un po' su quella che è il programma della prossima giornata e anche la classifica.
Durante questa settima giornata iniziamo a giocare domenica ore 14, il Monterosi incontra la Casertana. Stesso orario, stesso giorno Sorrento-Messina. Alle 16:15 il Catania incontra il Latina. Crotone-Picerno. Alle 18:30 gioca Brindisi-Juve Stabia e ancora Giuliano-Taranto. Turris contro Virtus Francavilla. Alle 20:45 il Cerignola incontra il Benevento. Monopoli incontra il Foggia, mentre il 9 ottobre ore 20:45 Avellino-Potenza. Andiamo a vedere la classifica. Naomi, lo facciamo sempre insieme a te con la classifica maturata dopo 6 giornate di campionato, ovviamente, ma con qualche squadra come il Catania che ha ancora una gara in meno. Ad esempio il Catania ne ha una, ma il Messina addirittura 2. Naomi, a te. In vetta alla classifica troviamo ancora Juve Stabia con 14 punti, a 13 punti seguita da Benevento. In coda Picerno con 11 punti insieme al Latina e Foggia, 10 punti Turris e Potenza, 8 punti per Cerignola, Taranto con una partita giocata in meno, Virtus Francavilla, 7 punti per il Catania con una partita giocata in meno, Avellino e Crotone, una partita in meno anche per Brindisi che ha 6 punti, 2 partite in meno per il Messina a 5 punti insieme al Giuliano. 4 punti per la Casertana con una partita giocata in meno, 3 punti per il Monopoli, 2 punti per Sorrento e Monterosi. Torneremo da te fra poco, Naomi, con alcuni messaggi dei nostri telespettatori da casa, ma anche ovviamente la nostra consueta parentesi social. Torniamo a parlare di questo campionato e di questo Catania, Pierpaolo, poi affronteremo e andremo con l'analisi tattica anche con il nostro Gianluca. Chi è il giocatore che ti ha stupito di più lasciando perdere la coppia d'oro, diciamo, Chirico di Carmine? C'è un giocatore, parlavate prima di Bocic, c'è un giocatore che vi ha sorpreso? La domanda è sia per te che per Peppe. A me non ha sorpreso Marsura, nel senso che ancora non ha fatto vedere tutte quelle che sono le sue potenzialità. Secondo me è un giocatore che in potenza è un lusso per la categoria, perché ha struttura fisica, grande tecnica, velocità, sa andare bene l'uno contro uno, sa rifinire, sa calciare, sa chiudere sul secondo palo di testa. Insomma, un giocatore assolutamente completo e ancora non è, secondo me, al massimo. L'anno scorso ad Ascoli ha fatto un po' di fatica, anche perché il sistema di gioco non lo privilegiava, però quest'anno veramente in quella posizione lì può fare tanto. E poi parlavate poc'anzi di Bocic, anche Bocic è un giocatore di assoluto interesse, e anche col Foggia devo dire che ha avuto alcuni spunti molto pregevoli. Molto interessanti. Peppe, per te invece? A me piacciono le due mezzali di centrocampo, secondo me è la maggiore differenza rispetto Rocca Zammarini. Sì, rispetto al passato, nel senso che per quello che vedo io, ripeto, sempre dal mio punto di vista, quindi quello del cronista, ormai quando hai una squadra buona ma non hai le mezzali di livello magari fai fatica. Le mezzali di livello, diciamo i Frattesi, i Barella, i Tonali, i giocatori diciamo moderni, questi che si inseriscono e magari interpretano il ruolo in maniera diversa rispetto al passato, hanno struttura fisica, hanno gamba. Secondo me sono due giocatori che ancora devono definitivamente far vedere il proprio valore. Mi ricordo la partita, credo quella la prima col Crotone in casa, mi ricordo un'azione credo di Rocca, partita a destra, si accentrò, calcio di sinistra e prese il palo, cioè sono caratteristiche quelle là che hai o non hai. Credo che i calciatori del Catania abbiano struttura fisica e hanno anche senso tattico, perché strapotere fisico. Grazie Peppe, noi ci fermiamo, facciamo la prima pausa perché poi entriamo nel vivo della nostra trasmissione, andando ad analizzare ovviamente tutte le situazioni tattiche, quello che ci attende nella partita con il Latina, ma anche qualche curiosità statistica. Lo faremo con gli ospiti che vedete in studio, con Peppe Di Stefano collegato, ma anche con qualche altra sorpresa. Fra poco. Di nuovo in studio, seconda parte della nostra preview con il Catania in primo piano ovviamente come sempre. Fra poco parleremo anche del Messina, ma volevo tornare un po' sulla partita di Caserta perché insomma è stata una gran partita, Pierpaolo.
vinta 4-0, che risultato, certamente l'ha detto anche Peppe Di Stefano, questa è una squadra che comunque non ha giocato male nessuna delle partite tranne a Monopoli, però qui c'è stato a Caserta, è stato un dominio assoluto su un campo, fra parentesi, in cui, lo ripetiamo, non si era mai, il Catania non aveva mai vinto nella sua storia. Sono quei campi di Lega Pro che rendono poi difficile questo torneo e mettono nelle condizioni le squadre non sempre di trovare continuità di risultato. Il Catania è stato bravo e comunque questa vittoria è stata una liberazione, perché veramente le prestazioni alla fine non sono mai mancate, è mancato il risultato in alcune partite, e quella a Caserta è stata una liberazione, un'esplosione, dopo tutta la sofferenza che c'è stata e anche quello che la squadra comunque in campo attraverso le prestazioni è riuscita a dimostrare, e quindi è stata accolta come una salvezza, ecco, o l'inizio di un percorso. Peppe, poteva essere una partita delicata se fosse andata in un modo diverso, non parlo ovviamente della situazione legata all'allenatore, che ovviamente è saldissimo, l'ha detto anche lui che sente la fiducia, ma se il Catania non avesse vinto sarebbe stato, al di là del fattore gioco, che c'è sempre stato, una partita spartiacque sotto questo punto di vista. Dal punto di vista ambientale sì, perché poi è chiaro che sono stati investiti tanti soldi, l'allenatore non era in discussione, non sarebbe stato in discussione secondo me neanche nel caso di non vittoria, e il percorso è stato tracciato, ma chiaramente prima si arriva all'obiettivo e prima ovviamente più felici sono tutti. E quando parlo di obiettivo non parlo chiaramente solo di promozione, perché quella ovviamente è una cosa, è un obiettivo che verrà col tempo e nel tempo. Parlo di giocare al calcio, di vincere le partite, perché quante squadre, ci sono 2 allenatori in studio, hanno allenato squadre che probabilmente erano belle ma non riuscivano a vincere. È capitato tante volte, credo, nella vita. Il Catania poi in una sola partita è riuscito a fare quello che non aveva fatto nelle altre. Adesso è chiaro che poi guarda, io ho anche la mia idea, a Monopoli lasciamo stare le partite in casa contro Foggia e Crotone, davvero sfortunato il Catania. Molti diciamo che a Monopoli il Catania ha giocato la peggior partita. Io non so se può centrare anche il discorso terreno di gioco, perché l'altro giorno, ora non so, Marco, tu eri là, non so se questo è un sintetico o no, se è un misto. Comunque la palla girava certamente regolare. A Monopoli non c'ero, ma insomma l'abbiamo visto tutti, Peppe, che la palla, un passaggio di 3 metri saltava 4 volte, per cui 3 metri la sotterra, sto parlando. La Serie C è anche questo, si vede a volte nei campi minori, quando banalmente ti bagnano eccessivamente il campo per evitare di farti girare bene il pallone, o di lasciarlo appositamente senza acqua, di modo che sia così secco da bloccare la fluidità del gioco. Cioè, bisogna stare attenti anche a tranelli da questo punto di vista. Però l'altro giorno è stata una partita nettamente superiore alla media, non sembrava una squadra di Serie C il Catania. Poi è troppo lunga la stagione, troppo lunga. Esatto, io sono convinto vedremo, che a un terzo bisognerà giudicare. Vedremo nel tempo. Intanto, Peppe, tu che sei di casa a San Siro, abbiamo un altro che a San Siro ha fatto tantissimo bene, perché anzi lo avremo fra poco, allora mi dicono dalla regia, andremo a ripescare il nostro ospite fra pochissimo, sarà con noi Ciro Capuano, che insomma dicevo di San Siro perché lui a San Siro insomma ha fatto grandi numeri. Io vi vorrei fare rivedere, in attesa di ritrovare Ciro Capuano con noi, vi volevo far vedere quello che abbiamo fatto vedere anche a Corner. Ecco qua, mi sembra che ci sia. Ciro, ciao, buona serata. Ciao, buonasera a tutti. Allora ti prego di alzare un pochettino il telefono in modo che ti possiamo vedere meglio. Ecco, perfetto, già meglio così. Grazie Ciro, dicevamo che appunto tu a San Siro, perché c'è Peppe Di Stefano con noi, che insomma a San Siro è di casa, e tu a San Siro hai fatto cose eccezionali con un gol bellissimo che ricordiamo tutti. A proposito di gol, ecco, meglio ancora così Ciro, perfetto, vi voglio fare vedere invece i 2 gol in parallelo, con quello di Chiricò a Caserta e quello di Mascara a Palermo, dove Ciro Capuano era presente in quel marzo del 2009. Guardateli insieme e poi li commentiamo, perché insomma sono stati 2 gol che sono stati ovviamente paragonati. Quello di Mascara era lievemente al di là della metà campo, quello di Chiricò era addirittura
nella metà campo del Catania. Ciro, tu che eri lì a Palermo, innanzitutto la sensazione, perché noi eravamo invece a Caserta e c'è stata anche una sensazione quasi di incredulità a un certo punto, perché chiaramente non è facile aspettarsi un gol di questo tipo. Voi a Palermo come avete reagito in quel caso con Mascara? La stessa cosa, essere lì e vedere un attimo quel gesto tecnico che poi è stato un secondo, no? E vedere quella palla che volava tutta la metà campo del Palermo, cosa stava facendo, no? Perché hai fatto all'improvviso, poi dopo l'abbiamo vista dentro. È lì che dopo abbiamo capito che è stato un gesto folle, no? Perché questi sono gesti che secondo me che vanno sopra ad ogni cosa. Diciamo che sono stati ad oggi a vedere questi due gol spettacolari, sia di quello di Chirico e sia quello di Peppe. È normale che stiamo parlando di due contesti diversi, no? Certo. Giustamente stiamo parlando di una partita di Serie A e una partita di Serie C Liga Pro, però rimangono due Eurogol e due gol che valgono sempre la storia del Catania. Due gesti tecnici pazzeschi, Peppe, e io volevo sentire anche te perché so che ti devo liberare fra pochissimo, per cui volevo che commentassi anche tu questi due gol. Ti racconto l'aneddoto che appena il Catania fa gol con Chirico, chiaramente a Sky noi trasmettiamo le partite, quindi facciamo subito rivedere sui social questo gol. Maurizio Compagnoni, che fu famoso in quel certo. gol di Mascara, che disse lo vedranno fino a Tonga questo gol, mi scrive un messaggio e mi scrive: mi sa che hanno riattivato il segnale da Tonga. Quindi questo giro ha fatto il giro sicuramente d'Italia. E poi io, guarda, Chirico lo conoscevo televisivamente, poi Gianluca Di Marzio, che vive a Padova, lo conosce bene perché ha vinto, perché lì ha fatto molto bene. Lo conosce bene Adriano Galliani perché lo ha avuto a Monza nell'anno della promozione. È un giocatore di queste categorie, è un funambolo, è un giocatore diverso rispetto agli altri. Io dico che è sempre bello vincere, ma è sempre bello quando Catania poi si mette in mostra anche per queste cose così belle. Negli ultimi anni comunque gol da 50 metri, Mascara ne ha fatti due. Ha fatto un gol a San Siro indimenticabile. Lodi sappiamo quello che ha fatto, su punizione ha fatto gol anche alla Juventus, anche a Buffon, Chirico adesso, quindi troviamo sempre il modo per far parlare di Catania e del Catania, che è la cosa più bella per tutti noi, soprattutto che viviamo dall'altra parte d'Italia. Peppe, fra poco ti saluto, prima però volevo tornare da Naomi per i messaggi da parte del pubblico, anche se c'è magari qualche domanda per Peppe Di Stefano eventualmente, così poi lo liberiamo. Naomi, a te. Non ci sono domande per Peppe, però ci sono domande per altri ospiti e io quindi nel frattempo comincio a leggere, ci portiamo avanti con il lavoro di questa sera. Buonasera, vorrei fare una domanda al mister Alderisi, una sua valutazione su Zanellato e se pensa che possa esordire domenica con il Latina. Grazie. Poi vedere giocare questa squadra del Catania fa bene agli occhi, scrive Nino. Ancora, secondo me Chirico è fuori concorso in Serie C, è uno che cambia la partita, gran colpo da parte della dirigenza. E poi Marco, io te le devo fare questi complimenti per domenica perché dicono che col tuo modo di fare hai raccontato perfettamente quello che si è visto in campo. Va bene, andiamo avanti. Lo so che Vabbè, ti non piacciono i complimenti, però te lo meriti, Marco. Okay. Io invece volevo salutare Peppe Di Stefano, grazie Naomi. Grazie a voi, grazie Peppe, studio, sempre disponibilissimo, ciao. Veramente. Ciao Pier, ciao Ciro. Ciao Peppe. Ciao. Grande abbraccio. Restiamo con Ciro e con Pierpaolo, grazie Peppe Di Stefano. Allora Pierpaolo, intanto Zanellato, vabbè, io non ti chiedo di dirci se gioca, questo magari lo diciamo noi io fra invece poco. ti dico che sarei curioso di vederlo in campo e penso insomma che un calciatore insomma, che ha delle caratteristiche che questa rosa facciano bene, quindi vorrei vederlo insomma da subito in campo e credo che comunque andrà a far bene, ecco. Senti, invece a Ciro Capuano volevo chiedere, visto che a sinistra lui è stato un interprete magnifico sulla corsia esterna di sinistra della storia del Catania, c'è Mazzotta e nella partita di Coppa Italia abbiamo visto anche un giovane come Maffei che si è disimpegnato bene su quella corsia. Un Catania, Ciro, che è riuscito insomma a costruire delle alternative valide un pochettino per tutti i ruoli. È una cosa molto importante questa, no?
Sì, io lo sto seguendo tanto il Catania perché ho la fortuna tanto quest'anno di vederlo in TV. Con Mazzotto ci abbiamo giocato anche l'anno della Serie B quando Esatto. siamo retrocessi, quindi penso che sia veramente un ottimo acquisto per questa categoria, in base anche alla sua carriera in questi anni. E nonché anche la partita in Coppa contro il Messina, ho visto tanti ragazzi e giocatori che nelle altre partite non hanno avuto ancora quello spazio, e devo essere sincero che secondo me durante l'anno il Catania ne avrà tanto bisogno, perché è un campionato molto difficile. Io negli ultimi anni della mia carriera l'ho fatto, e quindi diciamo che la parte quella più importante di un campionato di Lega Pro è la parte centrale del campionato. Lì si vede chi può fare proprio il salto, e quindi hanno bisogno di questi cambi nuovi, perché poi tra infortuni, tra, come avete detto voi prima, in questi campi che veramente sono non bellissimi, quindi il Catania secondo me ha fatto un'ottima squadra. Ora manca solamente questa continuità di risultato, quella è ovvia, quella ce l'aspettiamo tutti. Però devo essere anche sincero, anche dove non si può vincere, dei pareggi 0-0, 1-1, fidatevi che poi alla lunga farà il loro corso. Hanno un peso, così come hanno un peso i due protagonisti principali, ne abbiamo solo parlato, accennato, ma lo facciamo attraverso questa grafica che vi facciamo vedere, è la coppia d'oro del Catania dopo le doppiette di entrambi a Caserta, ma ci sono dei dati che volevo analizzare intanto con Gianluca, ma poi con tutti voi. Vado da Di Carmine. Innanzitutto i tiri rispetto ai tiri in porta, sono 8 tiri, di cui 7 in porta, l'87,5%. Gianluca, che cosa vuol dire questo dato? Sono dati importanti di un attaccante che adesso inizia a ricevere palla nel modo giusto, ed escono fuori poi questi risultati: 7 tiri nello specchio della porta, 4 gol. Anche a dispetto dell'XG che ha stimato per 1,94 gol, quindi significa che secondo le aspettative di gol lui avrebbe dovuto fare poco meno di 2 gol, ne ha fatti 4, quindi è sopra ogni aspettativa. Questo dato è fondamentale, ma è fine a se stesso se, e non credo che sia così, non venga studiato e analizzato. Quindi quando un attaccante si porta dietro questi numeri in questa stagione, è importante che tutto lo staff di match analyst e chi segue l'attaccante vada un po' ad analizzare dove, il perché e in che modo viene servito un attaccante per avere poi questi numeri così importanti. Di contro dall'altro lato abbiamo Chirico, insomma, che anche lui è un valore aggiunto per questa squadra. Ha una giocata, la sua giocata dentro il campo in questo momento è imprendibile, ma lo è stato praticamente per tutta la sua carriera. Il dato interessante di Chirico sono i dribbling, è al primo posto in tutti e 3 i gironi di serie di Lega Pro. 52 dribbling tentati e il 59% riusciti, per cui significa quasi il 60%. Significa tanto, significa superiorità numerica, significa smarcare il compagno, liberare una palla, quindi creare una palla coperta, farla diventare scoperta, e quindi significa tiro in porta, significano tante cose, fare muovere la difesa, quindi è una situazione che va adesso assecondata e curata in ogni dettaglio. Ciro, con questi due là davanti il Catania può dormire sonni tranquilli, secondo te? Sì, può dormire sonni tranquilli, però l'importante è non prenderli. Quindi è stato sfortunato, perché ci sono i video, ci sono le partite sia col Foggia che col Crotone. Il Catania ha pescato poco, che non abbiamo preso tutte le partite, però per vincere un campionato il migliore attacco è sempre la difesa, quindi su questo devono un pochettino lavorarci, perché vengono un po' troppo facilmente, soprattutto in casa, alla conclusione la maggior parte delle squadre che arrivano lì a Massimino. Quindi su quello secondo me devono un po' lavorarci e vedere delle strategie un pochettino diverse, perché quando vanno fuori casa gli spazi sono più ampi, e invece quando vanno in casa il Catania è costretto a fare sempre la partita, e secondo me in contropiede su qualche situazione è un pochettino, va un pochettino in fatica, e questo la squadra l'ha dimostrato in casa. Quindi sono 2 attaccanti che
top. Poi bisogna metterli anche a servizio e cercare di partire sempre con gol di vantaggio, perché loro prima o poi delle situazioni o qualche assist o loro che creano in 90 minuti lo sfruttano, quindi quella cosa lì bisogna sfruttarla per tutta la squadra, quindi la cosa importante è anche non prendere. Gianluca. No, dico, Ciro, allora sei d'accordo nel dire che quando non si può vincere si deve cercare di non perdere, no? Beh, insomma. Ma assolutamente, perché la Lega Pro sui campi, ragazzi, lì soprattutto al sud, come è successo anche lì a Monopoli, ora in diretta a livello in TV non si vedeva bene il campo, voi che eravate lì vicino avete visto le condizioni del terreno di gioco, e tante volte anche un piccolo dettaglio può fare differenza, quindi alcuni punti dove non si può vincere ma vanno presi. È normale che poi dopo in casa alcuni passi falsi, dove ora siamo all'inizio, come quello del Foggia, quello del Cotone, non vanno fatti. Su quello, se vogliamo vincere il campionato, devono vincere il campionato, e tutti quanti lo sogniamo, giustamente non vanno fatti. Sono stati fatti ora all'inizio della stagione, hanno ancora il tempo di andare a recuperare, però bisogna stare attenti. Andiamo a sentire proprio Tabiani, allenatore del Catania, andiamo proprio ad analizzare, inoltriamoci verso la partita con il Latina. Che cosa ha detto Tabiani subito dopo il derby con il Messina? Riparlerà anche l'allenatore del Catania nella giornata di domani, ma questo ha detto del Latina e del campionato di Serie C subito dopo il derby vinto col Messina. Quando si gioca nel Catania tutte le partite sono importanti, se si vuole arrivare ad un risultato importante bisogna ragionare su tutte le partite con un'importanza massimale, per cui è un campionato, lo vediamo, molto complesso, dove comunque si fa sempre fatica, arriva una squadra che è in alta in classifica, nonostante domenica ha avuto una battuta d'arresto molto equilibrata, molto organizzata e lavora molto bene in fase di non possesso. Sicuramente queste vittorie fatte da tanti giocatori diversi fa capire che tanti giocatori possiamo essere utili alla squadra. Volevo tornare da Naomi, queste le parole di Tabiani, fra un po' sentiremo anche Sarao. Volevo tornare da Naomi per la nostra parentesi social. Questa settimana immagino che con le vittorie si siano dati un pochettino più da fare i giocatori del Catania sui social. Sono lasciati andare a mielismi, sentimentalismi, dei teneroni sono stati sui social. Io partirei con l'aiuto della regia facendo vedere una stories pubblicata da Silvestri con una canzone di Max Pezzali, cioè già soltanto la colonna sonora la dice lunga, ed è una foto della partita giocata domenica, tagga Alessio Curcio con questa dedica così romantica ricordando la stagione che hanno condiviso insieme, esatto. Sempre noi, quella stagione 2019-2020 del Catania. Poi sempre rimanendo in tema valori, affetto all'interno dello spogliatoio, che è, devo dire, bello da vedere per chi segue anche i ragazzi sui social, Samuel Di Carmine pubblica questo abbraccio con Quaini e Silvestri e Quaini lo ricondivide scrivendo Bomber, quindi c'è tanta stima anche tra di loro. Un momento molto tenero per Bocic dopo il gol compiuto proprio nell'ultima partita col Messina, dedica questo gol al papà che è scomparso a maggio e la mamma pubblica la foto del figlio scrivendo sicuramente sarebbe fiero di te. Quindi a volte vediamo questi ragazzi che si tutelano dietro tatuaggi, modi di fare opinabili, invece poi sono dei cuori di panna. Finiamo con Manuel Sarao più agguerrito che mai, perché scrivono: cresciuti con nessuno che puntasse su di noi, la nostra vittoria varrà 2 volte la vostra, dopo il gol anche lui contro il Messina. Insomma, la partita del riscatto, quella contro il Messina. È il gol di Sarao, che è andato a festeggiare, come d'altronde ha fatto anche Bocic nella prima rete contro il Messina, è andato a festeggiare con i tifosi della curva. Allora andiamo a vedere le statistiche invece proprio sia del Catania che del Latina, per trovare qualche dato su cui riflettere. Chiedo ai 2 allenatori qui vicino a me, perché insomma PPDA Against, intanto Gianluca, ricordiamo che cosa vuol dire e perché questo dato diventa importante nel paragone fra Catania e Messina, leggendo in queste statistiche. È Latina.
E Latina, sì. Sì, no, da là capisci in sostanza il PPDA against e il PPDA, la pressione che subiscono le squadre nella costruzione dal basso e la pressione che fanno le stesse squadre quando sono gli avversari a costruire. Quindi diciamo che i valori rispecchiano mediamente il numero di passaggi che fanno prima di perdere palla, e da là puoi capire quando una squadra va a fare pressione o quando una squadra viene pressata in sostanza. In questo caso lo vediamo dal PPDA against. Per quanto riguarda il Catania e il Latina ci sono dei dati contrastanti, Allora, in tal senso. ti dico per esempio che il PPDA against ci evidenzia come il Catania rispetto al Latina è una squadra che viene più pressata rispetto ai nostri avversari. Probabilmente la temono di più e quindi preferiscono non farla costruire dal basso. Mentre in Serie D vedevamo una cosa diversa, in cui c'era il timore del Catania e le squadre lo aspettavano. Si chiudevano dietro, mentre il PPDA chiaramente possiamo vedere come il Catania fa più pressione rispetto al Latina, quindi non gli permette alle squadre di andare a giocare. Pierpaolo, sono dati importanti che anche voi allenatori seguite costantemente, no? Questi che riflettono anche le differenze, l'abbiamo visto fra campionato e campionato. Ci sono dei campionati, perché il Catania che sia una squadra forte anche in questo campionato lo sappiamo, però mentre in Serie D c'era l'attesa assoluta nei confronti del Catania, in questo caso si prova anche a metterlo in difficoltà. Sale il livello, la categoria è diversa, le difficoltà ovviamente sono diverse. Il Catania ovviamente l'anno scorso ha vissuto una stagione da questo punto di vista particolare, perché si presentava ai nastri di partenza come una vera e propria armata e poi di fatto lo ha dimostrato assolutamente sul campo. Quest'anno ha una rosa e un organico di assoluto valore, però ovviamente di fronte si trova delle squadre anche ben organizzate e spesso anche che hanno in organico giocatori di altrettanto valore, quindi queste difficoltà sono del resto si sono evidenziate anche nelle gare iniziali che il Catania ha affrontato, perché un altro dato che sembra una frase fatta ma che poi non lo è mai è che poi il Catania non va a giocare da solo, ci sono sempre gli avversari e quindi contro la bravura degli avversari il Catania si deve confrontare ogni domenica, e questo vale di più a seconda della categoria in cui giochi. Volevo tornare ancora da Ciro Capuano prima di salutarlo e ringraziarlo. Ciro, io ti chiedo, l'hai esaminato, no? La situazione importante della difesa, difesa nel senso di organizzazione difensiva, cioè riuscire a non subire gol perché là davanti poi qualcosa sempre succede. Ti chiedo a livello tattico, tu che sei stato un ottimo giocatore che adesso anche insegni calcio, che cosa ti ha impressionato di più del Catania a livello positivo in queste prime partite di campionato? Io ho visto la differenza tra le partite che loro fanno fuori casa e quelle che fanno in casa. Quando quelle in casa giustamente devono proporre un gioco e quindi c'è un pochettino che si sbilanciano un pochettino, e quindi delle marcature preventive, soprattutto quando perdono palla, non vengono effettuate. Quindi come avete visto anche nella partita contro il Foggia e contro il Crotone sono andate molto difficoltà. Invece soprattutto in quest'ultima partita a Caserta vedete l'assetto difensivo con il centrocampo, tutte e due le linee sono molto vicine, e soprattutto la linea difensiva parte soprattutto dalla loro area di rigore, quindi lasciano poco spazio, poca profondità, e quindi secondo me è questa cosa qui che loro devono migliorare in casa, anche perché qualsiasi squadra può andare in difficoltà, non stiamo parlando di giocatori di Serie A, quindi dal punto di vista lì, secondo me, se non sbaglio, la partita, ora non mi ricordo le prime partite che poi il Catania ha fatto, che l'ha vinta col Picerno, con una squadra normalissima, però l'ha fatta giocare, l'ha aspettato nel momento in cui poteva attaccarli, e lì poi, se non sbaglio, anche Di Carmine fece una doppietta, i 4 gol li ha segnati 2 col Picerno e 2 a Caserta. Devono lavorarci molto.
Gianluca, ritorno da te, prego anche Fabrizio Rizzo in regia di rifarci vedere quella grafica, perché volevamo tornare su alcuni dati statistici. Ok, il PPDA l'abbiamo esaminato, ma sono secondo me importanti gli ultimi due in questo momento particolare del Catania. Dici bene, come ha spiegato bene anche Ciro, il discorso dei passaggi filtranti, gli smarcanti e l'attacco alla profondità. Il Latina è attualmente quarto e terzo, ricordiamo, sulla classifica fatta dalle 60 squadre di Lega Pro come passaggi smarcanti e attacco alla profondità. Cosa vuol dire? Un po' Che fra le migliori squadre della Serie C. Sì, l'ha spiegato, cioè in questo caso devi avere due linee compatte quando loro hanno la palla, perché tendono poi ad allargare la squadra avversaria e mettere queste palle filtranti che poi li porta a tu per tu col portiere. Quindi è una situazione, bisogna stare in fase di possesso molto attenti, corti e messi veramente bene in campo. Ricordiamo che nelle statistiche, ovviamente lo ricordiamo sempre, per il momento il Catania ha anche una partita in meno, per cui alcuni dati possono essere lievemente falsati, ma le medie ovviamente sono quelli. Io volevo salutare Ciro Capuano. Ciao Ciro, grazie sempre della tua presenza e della tua partecipazione. Un abbraccio. Grazie a Ciro Capuano. E a proposito di protagonisti, andiamo a sentire invece Sarao, proprio in vista della partita con il Latina. È forse una rivelazione di questo campionato, è una squadra che gioca un buon calcio, che verrà qui sicuramente a cercare di fare la partita, però noi siamo in casa, siamo in un buon momento, abbiamo fatto 2 vittorie in pochi giorni, quindi il morale della squadra è alto e dobbiamo trascinare questo entusiasmo. Io ho fatto tanti anni questo girone, è un girone tostissimo, quest'anno forse è più equilibrato di altri anni, ci sono tante squadre forti, anche quelle magari meno blasonate, diciamo, sulla carta sono squadre preparate che giocano un buon calcio, quindi sarà un campionato lungo e faticoso. Questo dunque Sarao, che parla ovviamente sia del Catania e della partita con il Latina che del campionato, perché è un campionato che ha vissuto anche lui. Andiamo a rivederli, Gianluca, nel tuo angolo tattico, i gol del Catania, perché li rivediamo perché è sempre un piacere vedere le reti del Catania, ma anche perché insegnano qualcosa di come il Catania ha giocato a Caserta e come sta giocando in questo momento. Partiamo ad esempio dal gol dell'1-0 dei rossazzurri, perché chiaramente va esaminato anche sotto il punto di vista statistico, no? A parte la distanza, che sono 57 metri, e la velocità della palla, 68 credo chilometri orari, c'è poco da commentare, è un capolavoro che rimarrà nella storia. Si faceva il paragone con il gol di Mascara, di là sono meravigliosi entrambi. Devo dire da tecnico che il gol di Mascara ovviamente ha un coefficiente di difficoltà ancora maggiore, perché Mascara impatta il pallone al volo in quel gol. Dico, non è che Chirico ha fatto un gol semplice, no, assolutamente. Dico, se vogliamo andare a trovare il pelo nell'uovo, visto che si parlava di paragoni, ma questo ovviamente... Per il momento in tribuna stampa stavamo dicendo, vabbè, la palla è a centrocampo, dunque un attimo prendiamo qualche appunto, nel frattempo il pallone è partito, è andato in gol. Andiamo a vedere invece l'altro gol, Gianluca, di Chirico, è quello del 4-0. Che tu li hai isolati così per fare vedere in questo caso. Le due linee di difesa del centrocampo e difesa della Casertana, giustamente si formano le coppie perché vanno ad assorbire gli attaccanti. Ecco, là c'è l'errore della Casertana. L'esterno di sinistra lascia Chiricò, inspiegabile perché lo conoscono tutti sanno la giocata di Chiricò, non va a chiudere su Chiricò ma segue l'esterno del Catania. Questo gli permette all'attaccante rossazzurro di avere la palla sulla sinistra, per il più nuovo, cambiato al 30° minuto del primo tempo. C'era un altro esterno che è stato tolto, è entrato uno nuovo Anche la corsa degli attaccanti ha favorito l'ingresso dentro il campo di Chiricò, perché tutti e tre gli attaccanti, che sono in quel momento ai vertici alti, vanno a attaccare la profondità e a portare via i difensori per liberare Chiricò al tiro. E quello si concede, no? Perché io conosco il mio compagno di squadra, faccio una corsa, io mister spiego come andare ad attaccare l'area di rigore, è inconcepibile che un difensore lasci Chiricò rientrare col sinistro per seguire l'esterno, che non è assolutamente pericoloso. È un po' conosciuto in questo senso, così come è conosciuto Di Carmine, che invece conferma, l'abbiamo visto dalle statistiche, dai dati di prima, le sue qualità di bomber. Questo è il suo primo gol, ma qui c'è da parlare anche di una verticalizzazione, no, del Catania. Sì, e il concetto è quello, quando con questa qualità,
questa velocità e riesci a verticalizzare, poi hai quegli uomini sotto porta, difficilmente non fai gol. Il Catania l'ha fatto poco. Non Che cosa perché fa Zammarini? La Pierpaolo, palla che scusami gli Gianluca. passa sulla testa, riuscire a ritrovarla in coordinazione per Sì. colpirla al volo è un gesto tecnico di una primizia. Una primizia, Per veramente, queste categorie, un'assoluta sì, primizia. Gianluca, ti No, interrompo. io mi concentrerei di più sulla verticalizzazione, perché comunque i dati, dicevo, non lo dico io, ma i dati statistici dicono che il Catania non verticalizza ed è assurda, o comunque verticalizza poco Sì. rispetto al valore di squadra. Quindi quello è il risultato, quando poi lo fa E lo fa subito sbagli, dopo anche, perché lo raramente. fa anche nel gol del 3-0, inizio ripresa, altra verticalizzazione, altro gol di Carmine, così chiudiamo anche questo spazio, Gianluca. Sì, anche qua una zona da attaccare, taglio alle spalle del centrale difensivo della Casertana, taglio alle spalle del braccetto, palla alle spalle del centrale difensivo, e a quel punto devi solo fare gol, e quella qualità ce l'hanno, una bella palla, filtrando anche quella, ed è giusto fare gol. Grande merito degli attaccanti del Catania, Pierpaolo. Certo, la difesa della Casertana non è che è stata irreprensibile, diciamo così. Da rivedere. Da rivedere. Va bene, così come speriamo che continuate a vederci voi. Subito dopo la pausa pubblicitaria ritorniamo per parlare del Messina, e poi torneremo invece sull'avversario del Catania, sul Latina, fra poco. Di nuovo in onda con la nostra preview, concentriamoci adesso sul Messina, e lo facciamo come al solito con il collega Ciccio Triolo. Ciao Ciccio, buona serata. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora Ciccio, ci siamo incrociati, non personalmente, ma insomma le due squadre si sono incontrate al Massimino, il Catania e il Messina, nella partita di Coppa Italia. È andato meglio al Catania, adesso il Messina, come il Catania d'altronde, torna a concentrarsi sul campionato, e c'è una partita delicata contro il Sorrento da inquadrare come? Ma da inquadrare cercando continuità. La partita contro il Catania, come del resto dei rossazzurri, il Messina l'ha affrontata con le seconde linee proprio per concentrarsi al meglio sul campionato, che è l'obiettivo della stagione, e teniamo conto che il Messina affronterà il Sorrento a Potenza domenica, poi mercoledì avrà il recupero con la Casertana, poi domenica andrà a giocare col Giuliano, quindi sarà è in questo momento in pieno Bayam un tour de force che potrà dire tanto della consapevolezza di forza e della potenzialità di questa squadra. L'abbiamo visto con l'Avellino, seppure il Messina non ha fatto la sua migliore partita, però di fronte aveva una delle squadre accreditate alla vigilia come una delle formazioni d'alta classifica. A Catania, a mio avviso, comunque ha tenuto anche con le seconde linee, poi è venuto su il tasso più elevato del Catania, però il Messina ci ha sempre creduto. Caratteristica di Modi è quella di non mollare fino alla fine, avete visto anche voi mercoledì, hanno giocato sino al 90esimo ed oltre, e contro il Sorrento sarà una partita tutta da vedere, perché sono due squadre che giocano con lo stesso modulo 4-3-3 in maniera molto aperta. Il Sorrento ha necessità di fare punti perché l'avvio di campionato non è stato dei migliori. Il Messina deve continuare nella sua continuità di risultati, scusate del gioco di parole, però è chiaro che dopo aver perso a Francavilla ha necessità di andare a fare punti anche in trasferta, e bisogna anche alimentare quell'entusiasmo che in città si sta creando anche dopo la vittoria con l'Avellino. Quindi è importante questa partita sotto tanti punti di vista, non secondo quello di capire contro una formazione che lotta per la salvezza e che quindi avrà uno spirito diverso rispetto magari a una squadra che mentalmente, come l'Avellino, dovrebbe lottare per le posizioni alte, però in questo momento si trova in difficoltà, e quindi magari qualche difficoltà, qualche passaggio a vuoto anche mentale lo sta mostrando in questo avvio di campionato. Bisogna vedere il Messina come si comporterà.
Senti, andiamo a vedere a proposito di come si comporterà il Messina, come probabilmente si schiererà il Messina. Il 4-3-3, l'hai detto tu, ovviamente è connaturato negli schemi e nelle idee di Modica, e poi dici tu, Ciccio, quella che sarà la probabile formazione del Messina a Sorrento. Ma il 4-3-3, avete anche visto voi, è un modulo che il Messina ha assimilato, quello di Modica, in tutti i suoi effettivi, perché giocano anche in maniera bella da vedere. Questo è uno degli aspetti che salta agli occhi. Cambierà moltissimo rispetto alla gara di Coppa Italia. Come vedete, abbiamo cercato di abbozzare una formazione che però vede in mezzo al campo la conferma di Franco rispetto alla gara contro il Catania. Franco ha scontato le 4 giornate di squalifica che si portava dietro dallo scorso campionato, è considerato il play titolare di questa squadra, quindi a mio avviso è quasi scontato che debba rientrare, che debba giocare dal primo minuto, anche perché ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Poi per il resto la formazione sembra quella titolare, con lì a destra Ortisi che a Massimino ha giocato da mezzala, dovrebbe tornare a fare il terzino sinistro, spingeva molto, è uno dei giocatori che è più in palla in questo momento Ortisi. Manetta e Ferrara coppia centrale, Frisen e Scafetta al fianco di Franco. Se non dovesse giocare Franco, oppure è probabile anche una staffetta con Buffa, se non dovesse farcela per tutti i 90 minuti. Questi è uno dei due dubbi, l'altro ce lo teniamo per l'attacco, dove i titolari dovrebbero essere Mausso, Plescia e Ragusa, ma al posto di Ragusa o dall'inizio o in staffetta ha fatto vedere buoni numeri Zunno, e quindi non è escluso che possa essere una delle altre soluzioni che mister Modica può adottare. È comunque una squadra in questo momento che garantisce solidità sia dietro, ma anche quella velocità sulle corsie e quell'imprevedibilità che è necessario, oltre al ritmo forsennato che Modica mette alle sue squadre. A proposito di Modica e del suo ritmo, andiamo a sentirlo nell'intervista al Massimino in sala stampa, parlare proprio della partita con il Sorrento e di quello che lui si aspetta. Non sono semplici i match, questo è un campionato difficile, tosto, ci sono squadre che nel loro passato hanno tanti anni di Serie B, nel loro passato hanno organici importanti, non puoi dire solo perché si chiama Avellino, si chiama Catania, si chiama Crotone, sono più forti rispetto al Francavilla. Cioè, è un campionato tosto, è un campionato difficile, poi chiaramente determinate squadre hanno qualità importanti, alla lunga verranno fuori, però non è perché ultimo. Il Sorrento è una squadra che ha giocato forse il calcio più bello nelle prime 5 giornate, però ha raccolto poco. L'ho vista in tutte e 5 partite, perché noi giocavamo sempre la squadra dopo che avevano giocato loro. Quindi sai, sono i momenti, sono le situazioni, e io sono convinto che dobbiamo prepararla molto molto bene, perché a me la classifica non mi dice niente solo perché è ultimo, la rispetto molto perché giocano bene. Ciccio, l'avversario di turno è sempre più forte, insomma, questo ci ha detto anche Modica in questa intervista. Vabbè, ma probabilmente anche per tenere alta la tensione di una squadra che in questo momento ha necessità di essere sulle corde, perché ti ripeto, gli impegni così ravvicinati necessariamente, e comunque contro formazioni che in teoria dovrebbero essere tutte di pari livello del Messina, non permettono di poter abbassare la tensione, perché ogni punto può essere importantissimo. Non si può abbassare la tensione col Sorrento, ma neanche con la Casertana, che si gioca a distanza di 3 giorni. È un Modica che questo lo sa bene, sta curando ogni minimo particolare. Oggi pomeriggio c'è stato un allenamento, domani mattina ci sarà la rifinitura e poi la partenza per Potenza. Si gioca al Viviani, e anche questo è da tenere in considerazione, perché quello di Potenza è un campo
in erba sintetica, molto veloce, lo conosciamo, infatti oggi il Messina si è allenato su un campo in sintetico, lo farà anche domani, quindi si cerca di non tralasciare nulla al caso. Ciccio, ti ringrazio come al solito, ci ritroviamo venerdì prossimo, un abbraccio, un saluto. Grazie a voi, buon weekend sportivo. Grazie a Ciccio Triolo. Intanto vi diamo anche una notizia che riguarda il Catania, la partita con la Juve Stabia che era in programma il 14, sabato 14 alle ore 14, è stata posticipata a domenica 15, l'orario resta lo stesso ma si gioca il giorno dopo, dunque Juve Stabia Catania non più sabato 14 ma domenica 15 sempre alle 14. Andiamo da Naomi, qualche altro messaggio da parte dei nostri spettatori, a te Naomi. Se intanto gli amici a casa chiedono a Gianluca, scrive Giuseppe, buonasera sono Giuseppe, visto che Gianluca fa bene le analisi delle partite è giusto fargli vedere anche i pronostici, che ne dite? Forza Catania, domenica vinciamo 3-0, vogliono i pronostici Gianluca, ce lo dai un pronostico per domenica, si può fare lo strappalaregola? No. Stiamo zitti. Non chiedere mai a un allenatore o un giornalista di fare i pronostici, mai li farà. Pierpaolo, vuoi farlo tu? No, perché sei allenatore se anche tu. fossi bravo a fare i pronostici andrei alla SNAI monetizzerei questa risorsa. Sì, è vero, d'altro canto se siamo qui vuol dire che non ne abbiamo presa una, questo è ovvio. Va bene, andiamo adesso a parlare nuovamente del Latina, dell'avversario del Catania, andando a conoscerlo un po' meglio. Gianluca, lo vediamo anche nelle immagini dell'unica sconfitta fin qui accumulata dal Latina con il Brindisi in casa, un 1-3 particolare perché il Latina veniva da un bel successo in casa del Giuliano e invece ha perso in casa con il Brindisi. È una squadra che è disegnata in che modo? Poi andremo nel dettaglio. Sì, ha un sistema di gioco 3-5-2, ha sostanzialmente due modi di attaccare. Uno, ti lasciano l'attacco preventivo, quindi stanno tutti sotto palla, poi con attacchi diretti lasciano questi due attaccanti molto alti e spesso si trovano due uomo contro uomo con la difesa avversaria perché lasciano il palleggio. Un'altra situazione molto pericolosa, giocano con i quinti gli servono tantissimo per aprire le difese avversarie, ma poi preferiscono giocare specialmente con Di Livio questi palloni filtranti per mandare gli attaccanti in porta. Come dicevamo poco fa, è fra le squadre che gioca più palle filtranti in tutte e tre i gironi, quindi fra le prime tre, bisogna stare molto attenti, quindi assisteremo a questi quinti che vanno parecchio, il quinto opposto alla palla si propone sempre, allargano la difesa, è una squadra molto pericolosa. La fase di non possesso, come dicevo poco fa, molto spesso troviamo due linee basse, compatti, non ti lasciano la palla filtrante, molto aggressivi. Un appunto che posso fare è sulle palle alte. Sulle palle alte, qua ne vediamo l'esempio, ma è dall'inizio del campionato che soffrono queste palle alte, traversoni, cross, palle inattive, quindi anche in fase questo è il gol di Bunino del Brindisi, anche in fase statica, quindi per intenderci su calcio da fermo soffrono, così come una situazione dinamica, quindi è là che il Catania ne può approfittare. Andiamo a vedere attraverso le nostre grafiche di fare un po' la conoscenza con l'avversario del Catania, innanzitutto attraverso gli ultimi risultati con appunto la vittoria con il Potenza. Intanto il Latina ha giocato 6 partite, ne ha vinte 3, ne ha pareggiate 2, era imbattuto fino a domenica scorsa appunto l'insuccesso con il Brindisi, la sconfitta con il Brindisi, Latina Potenza 2-1 e poi gli altri risultati con il pareggio con il Monterosi, il pareggio interno con la Casertana e poi la vittoria di Giuliano. A proposito di Casertana, la Casertana è stata l'avversaria del Latina in Coppa Italia, il Latina ha vinto 1-0 e ha passato il turno. L'allenatore del Latina, anche in questo caso attraverso la grafica, poi lo andremo a sentire, Daniele Di Donato, un giocatore che soprattutto a Palermo ricorderanno perché ha giocato con la maglia rosanero, 550 presenze fra i professionisti, in Serie C ha allenato anche la Vis Pesa
Pesaro è al terzo anno alla guida dei nerazzurri laziali. Il giocatore più rappresentativo invece è un figlio d'arte e si chiama Lorenzo Di Livio, classe 1997, è riuscito ad esordire nella Roma, che è la squadra che ha anche Angelo Di Livio, per cui anche Angelo Di Livio fra il tifo, è stato nel 2016, ha rilevato Mohamed Salah come leggete ed è ormai un protagonista del campionato di Serie C, ha un contratto con il Latina fino al 2024. Andiamo ad ascoltare adesso proprio Di Donato, che cosa ha detto, perché Di Donato ha parlato oggi e questo ha raccontato sulla sfida del Massimino con i rossazzurri. Il Catania è una squadra forte in tutti i suoi reparti, c'ha giocatori importanti, io penso che domani sarà una partita di sacrificio, dobbiamo essere bravi a tenere botta, a tenere duro, che poi l'occasione ci capita. Ecco, non ci dobbiamo non c'è subentrare la paura, ma dobbiamo essere, lasciatemi passare il tempo, un po' sbarazzini, no? Con liberi di mente nel fare la partita che dobbiamo fare. Il Catania è composto da giocatori importanti. Il Catania non devi sbagliare la minima virgola, devi anche una palla innocua che ti sembra innocua, devi andare con la massima cattiveria. Una squadra che ha in Chiricò, in Di Carmine, chi più ne ha più ne metta, giocatori di una categoria importante. Quindi ti ripeto, sarà una partita di sofferenza, dobbiamo cercare di reggere l'urto, perché poi sono sicuro che l'occasione ti capita e lì dobbiamo essere bravi a sfruttarla. Bellissima, bellissima la sciarpa in sala stampa, mi mancava onestamente la sciarpa sul tavolo della sala stampa, però molto bravi i colleghi dell'ufficio stampa del Latina che ci hanno fatto arrivare anche questi filmati e questa intervista. Come si possono interpretare le parole di Donato? Insomma, la percezione che intanto tema il clima che troverà al Massimino. Quando un allenatore dice dobbiamo essere sbarazzini tende a togliere responsabilità, no? Pressione da questo punto di vista dei giocatori. E sicuramente questo aspetto sarà fondamentale nell'analisi di quella che può essere la partita per Di Donato. Quindi credo che su quello il Catania potrebbe ottenere tanto, ecco, su questo aspetto qui. Il fattore campo, ambientale, il fattore ambientale esatto. Fa tanto e lo sappiamo al Massimino. Andiamo a scoprire la Latina attraverso l'angolo tattico. Gianluca, ne abbiamo parlato prima, ma insomma tu hai tirato fuori alcune situazioni, soprattutto per quanto riguarda l'attacco del Latina, partendo da un attacco preventivo nella prima clip. Sì, quello che vediamo adesso è proprio un 2 contro 1 in fase di possesso. Perché? Perché stanno bassi, stanno compatti, ti lasciano salire e poi quando recuperano palla o ci pensa Di Livio a rompere le linee di pressione avversarie o scaricano sull'esterno e mettono subito palla dentro per questo attacco preventivo che è comunque sempre pericoloso. E questa è una situazione d'attacco del Latina. E come dicevi prima tu, è una squadra che comunque sugli esterni è un 3-5-2, anche se va detto che in Coppa Italia con i cambi di giocatori si è giocato anche con il 4-4-2 nell'ultima partita con la Casertana, però il modulo utilizzato è il 3-5-2, dunque Gianluca il gioco dei due quinti, dei due esterni di centrocampo. Sì, danno una soluzione a livello tattico quando parliamo di fase di possesso, ma credo che sia un po' un escamotage per poi andare dentro con queste palle filtranti appunto del Latina. Quindi se posso vedere la prossima immagine si vede chiaramente come loro riescano ad andare, ecco questo è Di Livio. Questa l'abbiamo vista anche con la Casertana, sì, no? Bravissimo a portare palla, spazio aperto, quindi palla sull'esterno, quinto che si propone. Quell'attaccante che avevano era comunque fermo là in attacco preventivo, lui non si abbassa sotto la linea della palla, rimane là ed è una situazione che va attenzionata perché è chiaro che il Catania in casa farà la partita, vorrà avere il possesso palla. Non penso che il Catania porterà 8 uomini come ha fatto la Casertana oltre la linea della palla. No, però, non credo, però bisogna leggerla bene, è una situazione molto pericolosa. Andiamo a leggerla ancora con la prossima clip, la terza che vi offriamo anche in questo caso. Vediamo il movimento degli esterni. Sì, vedi, là ci sono i quinti larghi, cosa succede? Succede che la difesa cerca comunque di assorbire gli inserimenti, crea quello spazio utile per mettere palle in mezzo e smarcare poi l'attaccante.
per cui diciamo servono in questo senso per poi andare a verticalizzare. Lo puoi notare tranquillamente che il giocatore che è in possesso palla ha la giocata facile sull'esterno, quindi la può aprire, può fare un filtrante sull'esterno, ma è una giocata codificata che loro hanno. Apro gli esterni per cercare di allargare le maglie difensive avversarie per poi mandare l'attaccante dentro. Paolo, in cosa deve stare attento il Catania guardando queste immagini? L'analisi di Gianluca è perfetta, diciamo bisognerà capire quanto spingeranno gli esterni del Catania, che per il gioco i Dabbiani comunque partecipano tanto all'azione offensiva, e in situazioni di transizione farsi trovare fuori posizione in situazioni del genere potrebbe essere davvero pericoloso, quindi bisognerebbe stare attenti secondo me soprattutto sulla partita che dovranno fare i quarti, i due terzini del reparto difensivo del Catania. Diciamo, i due esterni del Catania. E andiamo a vedere l'ultima, Gianluca, anche in questo caso di nuovo i quinti e di nuovo una verticalizzazione. Quello che ho voluto evidenziare, come chiamano l'assorbimento, la difesa chiama l'assorbimento degli esterni, ma lascia libero lo spazio al centro. Poi là diventa una coperta corta, attiri l'attenzione sull'esterno per poi mettere palla dentro. Anche qua, se ci fai caso, il 10 del Latina ha lo scarico facile alla sua sinistra, il giocatore, il 2 è completamente smarcato, non gli interessa, è un'altra giocata che vogliono fare, quella che hanno preparato. Esatto, che è questa che hanno preparato e che poi porta alla conclusione e anche al gol. Ci fermiamo dunque, ultima pausa per noi, ritorniamo fra pochissimo con le probabili formazioni del Catania e del Latina, ma anche con la nostra top 11 che ritorna trionfalmente in questa puntata fra poco. Ultima parte della nostra trasmissione, andiamo a verticalizzare e a concludere questa puntata con le probabili formazioni, ma prima, come abbiamo preannunciato, caro Gianluca, c'è la top 11, quella del girone C, ovviamente andiamo a vederla con un 3-4-3, che racchiude alcuni giocatori importanti ovviamente di questo campionato, due della Juve Stabia, il portiere ma anche Bacchini, e poi Antonini e Carillo, e poi Cum, Scaccabarozzi, Romeo e Volpe, e poi davanti ci sono i due del Catania. Ma che attacco è questo qua? Chiricodica, ma anche i quattro lì non sono per niente male. Scaccabarozzi sta facendo benissimo, Romeo Volpe, ricordiamo, questo lo diciamo sempre, che non è una scelta di Marco Carli o Gianluca Russo che si vanno a vedere tutte le partite e eleggono il migliore, no? Io le vedo quasi tutte. Vabbè, ho capito, ma ma anch'io le vedo, però dico, non facciamo anche questo, esaminiamo semplicemente dei dati statistici che poi vengono raccolti e si arriva a questo tipo di formazione. Giusto? Gianluca, non vuoi dire nient'altro? Vuoi aggiungere qualcosa? No, non voglio aggiungere niente. Sì, i criteri, va bene. Qualcuno mi ha chiesto gli anni scorsi i criteri, ma questa volta lasciamoli perdere perché abbiamo spiegato che sono dati statistici. Andiamo di nuovo da Naomi, perché fra poco andiamo con le probabili formazioni invece al Massimino. Andiamo con gli ultimi messaggi da casa. Naomi, ciao. Sì, perché a casa non sono piaciute queste lodi al Latina, scrivono troppe lodi per il Latina, manco fosse Real Madrid, dovremmo aver paura? Noi siamo il Catania, non ci n'è più nudo. E poi scrivono: come sempre grande professionista il mister Gianluca Russo, chiaro nelle sue spiegazioni, ogni volta allo stadio cerco di stare vicino a lui per capire la partita. Il fratello di Cettina. Adesso noi ci chiediamo, ma chi è Cettina? No, Gianluca? non esiste questa scelta, ho capito chi è. Non voglio commentare. Anche perché se sta vicino allo stadio, insomma, mi sembra. Ho capito chi è. Anche perché c'è la foto che certifica questo incontro. Del fratello di Cettina. Il fratello di Cettina. Chiedo alla regia di aiutarmi a mandarlo in onda, e così magari risaliamo anche a chi è Cettina. Nulla di preoccupante. Va bene, rimanendo sui social nel frattempo. È quello in basso con la maglietta blu comunque. È Cettina? No, non mi sembra Cettina. Non lo so, non credo sarà sia Concetto Cettina. forse, ma non Cettina. Andiamo avanti, basta, se no non ne usciamo più. Non ne usciamo più. Voglio fare una lezione per voi boomer. Vi spiego una cosa. Questo è il post del Catania. Adesso voi boomer a chi, scusa? Intendi quelli a casa, non noi. Voi a casa boomer. Vedete questo post? C'è Sarao e c'è Bocic. Un commento scrive: Sarao e Bocic, i miei genitori. Secondo voi perché
perché c'è questo usanza di dire i miei genitori? Datemi una spiegazione scientifica di questa tendenza a definire genitori chi in realtà non lo è, una metà. Perché secondo voi? Cosa vorrà dire la generazione Z con questa cosa? Non ne ho la più pallida idea. Pierpaolo mi sta guardando che gli stanno uscendo gli occhi dalle occhi. Potrebbero dirlo anche di te, Marco, ad esempio Marco Carli, mio papà, ma lo dicono o mio fratello, mio zio, per una questione di stima. Lo dico mio nonno, già va bene. Quindi per i social Sarao e Bocic sono i nostri genitori. Chapeau. Ok, va bene, questa è una spiegazione interessantissima che prendiamo, insomma, voi boomer, cioè dico anche io, la prendiamo per noi. Grazie Naomi, andiamo con le probabili formazioni al Massimino, con quella del Catania per prima, che anche insomma stiamo rivedendo ancora Bocic e i nostri genitori, Bocic e Sarao, e andiamo alla formazione del Catania, probabile ovviamente formazione del Catania, lo ricordiamo sempre, noi andiamo in onda il venerdì, domani c'è la rifinitura. Ci sono tante cose che possono succedere ancora, parlavamo di Zanellato prima, potrebbe esserci lui anche in questa partita, dovrebbe esserci dall'inizio Mazzotta che ha recuperato dal piccolo problema con la Casertana, tant'è vero che è stato convocato anche con il Messina, lo dicevamo, non c'è Bocic, ci sarà Marsura, dunque lì, e poi insomma sembra imprescindibile la coppia Chirico di Carmine là davanti, nonostante il bel gol di Sarao in Coppa Italia. In Latina invece andiamo a vedere la formazione, probabile formazione del Latina, abbiamo messo Biagi al centro davanti alla difesa, attenzione perché manca Riccardi, ecco perché Cittadino potrebbe spostarsi da mezzala e dunque a quel punto Paganini e Ercolano sarebbero gli esterni, Iallo e Fella davanti, anche se c'è un Fabrizi che sta facendo benissimo come sempre ha fatto all'inizio del campionato, anche all'inizio del campionato scorso aveva fatto bene. Pierpaolo, queste formazioni dicono che il Catania è comunque favorito, così sulla carta, sulla formazione? Sì, penso di sì. Non puoi fare il pronostico, hai detto che non lo facevi. Non lo farò mai, però penso che il Catania è favorito anche perché viene da questa scia di 2 vittorie consecutive, la squadra, come dice Tabiani, ha preso autostima e fiducia nei propri mezzi, stanno proseguendo nella loro crescita e quindi insomma il Catania parte favorito, anche se Latina non sarà un cliente facile da gestire. Non sarà certamente un cliente facile, questo lo sappiamo. Va bene, io vado a vedere gli arbitri, così poi chiudiamo con l'arbitro e i 2 assistenti della partita di Catania, con Gabriele Sacchi di Macerata che è l'arbitro. I 2 assistenti sono Francesco Romano e Ayub El Filali, di Romano di Isernia ed El Filali di Alessandria. Dunque, il Filai lo volevo far leggere a te, caro Gianluca, che non ti presti mai quando ci sono questi cognomi così difficili degli assistenti. Ma anche Scaccabarozzi. Ma anche Scaccabarozzi non è facile. Prima allora di tutti saluto Naomi, visto che siamo ai saluti finali. Naomi, ciao, grazie sempre per il tuo sorriso e la tua simpatia. Grazie a te Marco, ciao amici a casa. Un abbraccio a Naomi e un saluto a Gianluca Russo, saluto a Micettina, allora va anche per la prossima volta. Ti ringrazio, un saluto a tutti, grazie a Naomi. E un saluto a Pierpaolo Alderisi, ti aspettiamo anche nelle prossime occasioni, Pierpaolo. Grazie a voi, alla prossima. Bene, io vi ricordo gli appuntamenti con lo sport su Telecolor, sicuramente la partita del Catania domenica che racconteremo attraverso Diretta Stadio con tutti i commenti e ovviamente con il post partita della gara con il Latina. Poi ci sarà anteprima corner e corner lunedì e noi con preview ci ritroveremo venerdì prossimo. Ciao.